Migranti sulla nave Mare Ionio, anche l'ex disobbediente veneziano Luca Casarini indagato dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Veneziani pronti alla mobilitazione se il San Giovanni e Paolo sarà declassato ad ospedale di base. L'ULSS 3 rassicura, nessun ridimensionamento. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro da Londra si filma alla stazione Stanford per rilanciare il progetto del ponte che attraversa la stazione di Mestre collegandola a Marghera. Sceglie il rito abbreviato senegalese, attualmente in carcere a Verona per violenza sessuale nei confronti di una minorenne triestina, infatti a Ferragosto in spiaggia a Jesolo. Anche un tunisino con un ordine di espulsione precedenti per rapina e traffico di stupefacenti tra le persone che occupavano abusivamente un appartamento sgomberato alla Gazzera. Elezioni comunali annuali, Fabrizio Stevanato presenta la sua candidatura a capo di una coalizione di centrosinistra. Voglio far voltare pagina alla città, dice. A Marghera un'avventura che durante l'estate coinvolgerà un esercito di 6.000 bambini e ragazzi in giochi, laboratori, uscite, attività, ma anche in un percorso di fede. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e province. In primo piano dunque la vicenda della nave Mare Ionio arrivata a Lampedusa con a bordo migranti. Il veneziano Luca Casarini è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave militare. Sentiamo tutti i dettagli nel nostro servizio d'apertura. Dopo il comandante della Mare Ionio Pietro Marrone, anche il veneziano Luca Casarini è stato iscritto nel registro degli indagati come capo missione di Mediterranea Saving Humans. Le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Agrigento sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave militare. L'ex leader dei disobbedienti ha confermato durante un interrogatorio durato 7 ore di avere condiviso la decisione di dirigere verso Lampedusa la nave di cui risulta armatore l'ex assessore comunale veneziano Beppe Caccia, con a bordo 49 migranti soccorsi al largo della Libia. Siamo assolutamente sereni e anzi abbiamo noi fornito tutti gli elementi possibili immaginabili alla Procura proprio per aprire questa strada e questa finalmente discussione pubblica e giuridica su questi nodi che caratterizzano questo periodo nel nostro paese. Non siamo noi che violiamo i diritti, dicono da Mediterranea, ma chi ha fatto gli accordi con la Libia, chi riporta i migranti in Libia, chi ha permesso che la Libia avesse una zona SAR pur non essendo riconosciuta come un porto sicuro. Ma la polemica è naturalmente rovente, compreso il fatto che anche alla Mare Ionio, definita dal ministro degli interni Matteo Salvini la nave dei centri sociali, venga contestato il fatto di essere arrivata a ridosso della costa africana e poi avere scelto una destinazione più lontana come l'Italia. Il vero crimine a cui stiamo assistendo è proprio questo, girare la testa dall'altra parte di fronte a un dramma umanitario come questo e non fare di tutto per salvare le persone. Ieri ci sono stati 30 morti, noi non c'eravamo in mare, se ci fossimo stati forse avremmo potuto aiutare. Questo è il ragionamento che bisogna fare. Meno presenza in mare di persone che aiutano vuol dire più morti, questo è il nodo. Polemiche a Venezia per il declassamento a ospedale di base dell'unica struttura pubblica in laguna, ma l'ULSS Serenissima rassicura sul futuro dello storico ospedale veneziano. Un declassamento inaccettabile per il quale viene chiamata alla mobilitazione l'intera città. Nelle nuove schede regionali che classificano le 68 strutture ospedaliere venete, il San Giovanni e Paolo di Venezia viene ridimensionato a ospedale di base, la più bassa delle 3 qualifiche previste. Un problema serio perché intanto implica appunto un declassamento che porterà sicuramente a riduzione di finanziamenti, poco scarso interesse da parte dei primari ad essere davvero interessati a rimanere a Venezia. Il problema poi per questa città è proprio quella di sentirsi sempre spremuta e mai accontentata. Le schede ospedaliere, ha risposto in un comunicato l'ULSS 3 Serenissima, sapranno conciliare le esigenze di sostenibilità del sistema sanitario veneto e quelle dei singoli territori, con l'opportuna valutazione della specialità di Venezia. Siamo andati insieme alla Municipalità del Lido e al Coordinamento della Sanità Pubblica a parlare con i direttori dell'ULSS 3 che ci hanno rassicurato sul tema dei posti letto. Non si può pensare che, siccome c'è l'ospedale Hub che è l'Angelo di Mestre, i pazienti o coloro che hanno problemi a Venezia necessariamente devono
volare a Mestre. Alla fine dovrebbe essere riconosciuto il particolare status di Venezia, con un bacino d'utenza enormemente più grande rispetto a quello dei semplici residenti. Nel frattempo però sono in tanti dal mondo politico e sindacale a chiedere una presa di posizione decisa al sindaco Luigi Brugnaro. Dal punto di vista politico è evidente che la pressione deve essere forte. Il nostro sindaco, che è preoccupato molto per i ponti, adesso il cavalcavia sopra la stazione, il ponte che collega le fondamenta nuove al cimitero. Ecco, questo sarebbe forse il caso di lasciar perdere e magari pensare ad altro. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, da Londra rilancia proprio il progetto di un ponte che attraversa la stazione di Mestre collegandola a Marghera. Allora questa è la dimostrazione di come si possa fare una passerella che va da Mestre a Marghera. Questa c'è già, siamo a Londra, vi faccio vedere, questa è una passerella e siamo esattamente sopra i binari e sopra una stazione. Ecco come potrebbe apparire tra qualche anno la stazione ferroviaria di Mestre. Al termine della settimana che lo ha portato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è ripreso proprio nella capitale inglese mentre attraversa un ponte sopraelevato sulla stazione di Stratford. Adesso non sembra la stazione di Mestre, mi giro per far vedere anche l'altro fronte e sotto la gente che sta aspettando il treno. Insomma, più o meno il progetto che il primo cittadino ha in mente da tempo. Brugnaro si è tra l'altro laureato in architettura proprio con una tesi sulla stazione di Mestre. L'accordo di programma sottoscritto a dicembre tra Comune, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana prevede uno studio di fattibilità tecnico-economico che dovrà essere pronto entro un anno. Polemiche sulla fattibilità o sull'utilità dell'opera non mancano, ma Brugnaro è ottimista. Si può fare. È semplicemente le balle che ci hanno raccontato tutti questi anni. Ma noi ce la faremo. Sarà dura sempre, ma ce la faremo. La cronaca adesso, arriva il tempo del processo per il senegalese arrestato dalla squadra mobile nel blitz di Ferragosto. Non comparirà in aula per affrontare il processo. Ha scelto, attraverso il suo avvocato, il rito abbreviato. Mohamed Gaye, il senegalese di 25 anni attualmente detenuto nel carcere di Verona per il reato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne triestina, consumato sulla spiaggia di Jesolo la sera di Ferragosto dello scorso anno. La ragazzina, vittima della violenza sessuale, all'epoca dei fatti aveva 15 anni. Un'operazione lampo della squadra mobile, in meno di 48 ore, era riuscita a individuare e trarre in arresto il violentatore. I due si erano conosciuti poco prima in discoteca, poi l'uomo era riuscito con uno stratagemma a condurre la ragazzina sulla spiaggia in un punto appartato e qui aveva consumato la violenza. L'avvocato Jacopo Stefani, che tutela il senegalese, ha optato la formula del rito abbreviato che consentirà, in caso di condanna, al suo assistito di beneficiare della riduzione di 1/3 della pena, come previsto dal rito alternativo scelto. Nel procedimento si costituirà come parte civile la ragazzina assistita dall'avvocato Angela Filippi, che potrà così avanzare richiesta di risarcimento dei danni subiti. La Polizia Locale di Venezia ha sgomberato un immobile in via Porto Rosa, la Gazzera, dopo alcune segnalazioni sulla sua occupazione abusiva. Nella palazzina di 3 piani e un sottotetto sono stati identificati 2 cittadini del Mali in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e un tunisino con un ordine di espulsione precedenti per rapina impropria, ricettazione, false dichiarazioni sull'identità, traffico di sostanze di stupefacenti, resistenza pubblica ufficiale, reiterato furto con destrezza, porto d'armi e strumenti atti ad offendere. I 2 maliani sono stati denunciati per invasione di edifici, mentre il tunisino è stato nuovamente espulso. Operazione antidroga dei carabinieri in via Fratelli Bandiera a Marghera, una persona è stata arrestata. Spacciatore di cocaina arrestato a Marghera. I carabinieri hanno colto in flagrante la notte scorsa in via Fratelli Bandiera un tunisino di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine, che era in possesso di un sasso di eroina e di alcuni grammi di cocaina. La sostanza stupefacente era già confezionata e pronta per lo spaccio. Per l'uomo, che sarà processato per direttissima, sono subito scattate le manette ai polsi. A destare l'attenzione degli uomini dell'arma era stato poco prima
il tentativo di fuga in bicicletta del tunisino alla vista della pattuglia. Con lui c'era anche un'altra persona, probabilmente un complice, che invece è riuscito a dileguarsi. Il sospetto è che entrambi possano essere collegati alla rete di spacciatori che operano tra Marghera, Mestre e in altre zone della periferia, area di spaccio purtroppo ben ramificata. L'attività dei carabinieri pertanto prosegue per approfondire meglio i contatti e la dimensione dei traffici, in particolare per l'approvvigionamento di eroina molto richiesta dal mercato della droga. La politica adesso, ieri sera si è aperta a Treviso la festa regionale della Lega, protagonista sul palco il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha parlato dei temi più caldi del momento, dall'immigrazione alle grandi opere, ma soprattutto di autonomia. Il dossier sulle autonomie regionali diciamo che va avanti, ma si è un po' rallentato, nessuna colpa, è che le cose vanno fatte bene, siamo disposti ad aspettare un po' per farle bene. Suonano come una nuova frenata per la macchina autonomista le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, dunque all'orizzonte il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi. Ieri sera il governatore del Veneto Luca Zaia è intervenuto alla serata inaugurale della festa della Lega a Treviso, intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli, aveva ribadito che il 2019 sarà l'anno dell'autonomia. La pagina di storia questo governo, aveva detto Zaia, la scrive con il progetto dell'autonomia. Il Presidente ha sottolineato come tutto l'iter sia stato fatto nel pieno rispetto della Costituzione, anche se qualcuno, ha rimarcato il governatore, sostiene il contrario. Loro debbono avere solo una cosa, rispetto per il popolo, perché quando parlano male dell'autonomia offendono tutti noi, offendono 2.328.000 veneti. La democrazia prevede che chi ha la maggioranza governa e in Veneto il governo del popolo ha detto che ci vuole l'autonomia. Nessuno deve permettersi di venire qua a dire che l'autonomia non va bene. Zaia è tornato poi sulle polemiche sollevate da alcune regioni del sud che hanno parlato di una secessione dei ricchi. Ed è vergognoso pensare che in giro per l'Italia ci siano regioni nelle quali le donne hanno più mortalità se hanno un tumore al seno solo per un motivo, perché si trovano in quelle regioni, non per colpa nostra. E non si può far polemica contro il Veneto facendo credere a quelle donne che hanno il rischio di morire di più per colpa del Veneto. Questa è colpa della classe dirigente del Sud. Tra le 23 materie richieste nella bozza di autonomia la sanità, con l'ormai cronica mancanza di medici. Noi mandiamo in pensione spesso medici ancora molto in gamba che per la scusa che hanno 65 anni dalla sera alla mattina spengono l'interruttore e se ne devono andare via. E dove vanno? Dai privati a lavorare. Tenteremo di sfondare il muro del no presentando una delibera, e qui l'assessore Lanzarin, per avviare la riassunzione dei medici andati in pensione. E a chi sempre più spesso gli chiede di scendere in piazza per l'autonomia, Zaia risponde: a noi la piazza non fa paura, che sia chiaro questo, non ci fa paura la piazza, ma se si tratta di andare in piazza lasciatelo decidere a me quando, come e dove. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta con la politica, ancora ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale per parlare delle prossime elezioni amministrative a Noale. Oggi è stato il giorno della presentazione della candidatura di Fabrizio Stevanato. Noale in questi ultimi anni ha perso tutto quello che poteva perdere, ha perso di vitalità, ha perso di energie, ha perso soprattutto quel ruolo centrale che aveva nel mandamento ampio. Fabrizio Stevanato presenta la sua candidatura a sindaco di Noale per le prossime elezioni amministrative a capo di una coalizione di centrosinistra che vedrà coinvolte realtà dell'associazionismo, della cultura, del commercio e delle attività produttive. Un gruppo che vuole fare politica con uno spirito rinnovato, sincero e coraggioso, dice. La città ha bisogno di un rilancio deciso. I problemi sono quelli di una città che è asfittica e che si è sentita rispondere con troppi sorrisi di circostanza ai continui cambiamenti delle esigenze che ci sono state nella nostra società, e questo ha bisogno di una risposta decisa e puntuale. Risvegliare Noale con ricette nuove a misura dei bisogni dei suoi cittadini è la parola d'ordine del programma elettorale.
Noale deve ritornare al centro dell'area, deve riconquistare quel posto di prima donna che le spetta. Le altre due candidature di centrodestra sono l'espressione dei problemi che hanno mal governato Noale negli ultimi 10 anni. Non possiamo pensare che ci vengano date delle risposte da chi non ha dato soluzioni finora. Torniamo alla cronaca con i carabinieri in azione per sventare 5 furti, alla fine recuperano la refurtiva a San Donà di Piave. 2 donne in carcere e altre 3 denunciate a piede libero. È questo il bilancio dei carabinieri di San Donà di Piave impegnati in 2 distinti servizi nei negozi della zona. Le 2 arrestate, italiane residenti nella provincia di Verona, rispettivamente di 19 e 30 anni, all'interno di un negozio di San Donà avevano rubato alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 250 euro. Già processate per direttissima, sono state condannate a 4 mesi di reclusione, pena sospesa e al pagamento di una multa di 250 euro. In un altro esercizio commerciale, invece, sempre nella stessa località, 3 cittadine bulgare di età tra i 20 e i 53 anni hanno rubato dalla borsa di una cliente l'ingente somma di 1.000 euro in contanti. Fortunatamente la signora derubata se ne è accorta subito e ha avvertito la security in tempo utile. Il servizio di vigilanza ha bloccato le ladre dal tentativo di fuga, consegnandole agli uomini dell'arma. Cambiamo completamente argomento, presentato al Teatro Aurora di Marghera l'edizione 2019 del Grest. Un'avventura che durante l'estate coinvolgerà un esercito pacifico e gioioso di 6.000 bambini e ragazzi in giochi, laboratori, uscite, attività, ma anche in un percorso di fede, crescita e impegno a costruire qualcosa di bello con gli altri. Più di 1.500 saranno invece gli animatori, tra giovani e adulti, al servizio dei più piccoli. Sono questi alcuni dei numeri più significativi del Grest diocesano 2019, nato appunto dalla collaborazione tra Patriarcato, l'associazione Noi, Nuovi Oratori Italiani, presieduta da Don Fabio Mattiuzzi, Comune e Daigo Music School. Yes è lo slogan che dà il titolo all'esperienza di quest'anno, che rappresenta anche un valido aiuto per le famiglie durante le vacanze e il periodo di chiusura delle scuole. Così bambini e ragazzi potranno trovare un luogo sicuro di crescita in cui essere accolti e alla portata di tutti. Tutto questo, il materiale, il Grest Yes, è all'interno di un'app gratuita da scaricare tramite la dicitura Grest 2019 ed è a supporto di tutte le attività dei Grest del Comune di Venezia e della Diocesi di Venezia. Alla presenza dell'assessore alla coesione sociale Simone Venturini al Teatro Aurora di Marghera, circa 200 persone hanno affollato il teatro per uno spettacolo, anteprima di ciò che succederà quest'estate. L'app gratuita del Grest sul cellulare lo scorso anno ha battuto il record di 1 milione di visualizzazioni. Yes, ovvero 5 storie per dire sì. La proposta del Grest 2019 varia a seconda della tradizione delle diverse parrocchie. Può durare da 1 settimana fino anche a 2 mesi, sempre durante l'estate. Poi il secondo lancio di Don Fabio Mattiuzzi, audio, da 55 secondi a 1 minuto e 08. E poi il conto alla rovescia è partito. Facciamo adesso il punto sulla grande gara di solidarietà per aiutare il piccolo Gio. Tante, sempre più numerose e sempre più diffuse in tutto il territorio veneto le iniziative a sostegno del piccolo Gio.
Chi di voi telespettatori non ha assaggiato i famosi biscotti di Gio realizzati dal panettiere di San Martino di Lupari, che si è attivato per sostenere la campagna di raccolta fondi per sottoporre il nostro bimbo a una delicata operazione di costruzione della tibia e far sì che possa correre e giocare con e come i suoi amici? I fedelissimi del Bassano Calcio poi, assieme ai giallorossi in fibrillazione durante le partite casalinghe, ora hanno messo in vendita anche le focacce per aiutare Giovanni. E spettacoli teatrali. Domani, domenica 24 marzo, alla Sala Forum di Curtarolo, la compagnia Magia dei Colori alle 17 porta in scena Pirati, un appuntamento dedicato sia ai bambini, per raggiungere però quei 400.000 euro per l'intervento in Florida. Ora siamo arrivati a quota 290.000, per un bambino coraggioso che ha conquistato il cuore di tutti, anche di chi, come voi telespettatori, l'hanno conosciuto solo attraverso le nostre telecamere, da quando il nostro gruppo Media Nord-Est ha appoggiato la causa di questa famiglia di Piazzola sul Brenta, e hanno subito deciso di contribuire alla felicità del nostro cucciolo di guerriero. Un esempio è fresco di oggi, un esempio di una semplicità unica e proprio per questo colmo della forza delle emozioni vere e pure. Una famiglia di Romano Dezzerino è passata dalla nostra redazione e ha lasciato una busta con dentro una cifra chiedendoci di consegnarla a mamma Erika. Ve la vogliamo mostrare, non l'abbiamo neanche aperta. Scritte poche parole colme di speranza. I benefattori non hanno voluto dirci il nome, hanno voluto restare nell'anonimato. E citando il Vangelo di Matteo: quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. Quando tu fai l'elemosina, non sappia alla tua sinistra ciò che fa la tua destra. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui. Ora, come sempre, previsioni del tempo. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi e augurarvi un buon sabato sera. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ci attende una domenica caratterizzata ancora dal bel tempo. L'alta pressione infatti non molla la presa, ma vediamo in maniera più approfondita la situazione del 24 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, vedete, il cielo sarà sereno su tutti i settori o al massimo poco nuvoloso sui monti. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 21 gradi circa. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, la nostra grafica ci mostra che sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 5 e 12 gradi, massime comprese invece tra 17 e 21 gradi circa. Condizioni di bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento ovunque, con cielo sereno e limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 4 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.